Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Oggi è sabato 4 maggio e il tempo a terra a San Cataldo è sereno. È arrivato pure il caldo, abbiamo avuto il 1° maggio 30 gradi, ma dobbiamo dire che anche il clima politico è caldo, sia per l'entusiasmo del nuovo governo, sia per le schermaglie di ieri sera con un altro Miccichè che ha fatto un po' di rumore, essendo stato messo tra i sottosegretari, e già abbiamo visto cosa c'è stato su Twitter, su Facebook. Oggi abbiamo il nostro ormai abitué Ubaldo Scalantino, intervisterà invece l'assessore. Sei stato assessore? Sono stato anche assessore della provincia. Buongiorno. E poi quest'ente, mi immagino che parlerete pure della provincia, di questo blitz di Miccichè, degli atto, del nuovo blitz, del blitz del presidente della regione, il fatto che voglia trasferire tutto il discorso dell'immondizia direttamente ai comuni. Ma cosa deve fare un cittadino del Vallone per andare a Musomeli con quella strada? Chi si prenderà cura della strada per Musomeli? Benvenuti, buona trasmissione. Veramente vi ringrazio per il tempo che date a Radio Amore, che si regge sul volontariato e che arriva veramente fin in tutto il Vallone. Quindi senza dubbio i cittadini già apprezzano questo programma che fai, Ubaldo, e questa attenzione anche per ascoltare e per chiedere ai nostri politici delle informazioni. E poi c'è sempre anche un'apertura verso nuove possibilità di lavoro e di occupazione anche per i nostri giovani. Bene, buona trasmissione, buona giornata. Grazie Padre Enrico, saluto tutti i nostri ascoltatori. Oggi in studio abbiamo l'onorevole Gianluca Miccichè. Allora Gianluca, ti ringrazio intanto per essere qui presente in studio con noi. Prima di iniziare volevo ricordare che siamo anche in diretta streaming sul canale di Enrico Schirru su YouTube. Basta collegarsi su YouTube, cliccare nel motore di ricerca Enrico Schirru e collegarsi al canale, così ci potete anche, oltre che sentire, guardare. Allora Gianluca, sei stato neoeletto all'Assemblea regionale siciliana, così introduttivamente ci puoi raccontare brevemente questa nuova esperienza, questa nuova avventura che stai portando avanti. Sì, buongiorno a tutti. Intanto grazie per avermi invitato stamattina alla vostra trasmissione. E simpaticamente Padre Enrico ha introdotto la mattinata con il duetto, il minuetto con l'altro Miccichè, per cui da non fare confusione, io sono Gianluca e l'altro è Gianfranco. Sì, questa esperienza inizia da 5 mesi ormai, 5 mesi e mezzo, è stata tutta inserita, perché veniamo eletti in un momento particolarmente delicato per il nostro paese e quindi anche e soprattutto per la Sicilia, e subito siamo stati catapultati in delle vicende molto complesse. La prima è stata, come accennava Padre Enrico, l'approccio alla potenziale riforma delle province, poi subito dopo catapultati nel bilancio approvato la mattina del 1° maggio alle 6:45, che è stato forse la sessione di bilancio più drammatica degli ultimi anni della Sicilia, con un bilancio da 28 miliardi di euro e 1 miliardo e 300 milioni di tagli, che per la prima volta sono stati tagli alle spese, dalle famigerate auto blu ai tanti sprechi, alla riduzione delle consulenze, alla riduzione delle indennità, al taglio accessorio dei dipendenti e dei dirigenti regionali, eccetera, eccetera. Per questo sono stati 5 mesi vissuti molto intensi. Bene, anche se ho letto c'è stata qualche piccola polemica sulla famigerata tabella H, al di là di... Vuoi dire qualcosa? Sì, dico qualcosa. La tabella H è una delle poche vergogne rimaste, dei retaggi degli anni passati. Io personalmente in aula ho detto quello che pensavo, che questa fosse una vergogna, e poi mi sono allontanato non votando la tabella H. Io, e devo dire la verità, molti altri colleghi. Che cos'è la tabella H? La tabella H altro non è che un elenco di enti
come io ho dichiarato, più o meno utili, perché alcuni sono molto utili, altri, devo dire la verità, sono secondo me molto utili, a cui la regione siciliana dà discrezionalmente annualmente dei contributi. Sono frutto di una legge degli anni passati, per cui gli enti sono sempre gli stessi e non si possono modificare se non con legge, ed ogni anno si dà questo contributo, che per fortuna quest'anno è stato ridotto tantissimo. Negli anni passati si parlava di 60, 70, 80 milioni di euro distribuiti per tutta la Sicilia, quest'anno siamo arrivati a 25 milioni di euro. L'anno prossimo mi auguro, spero, non ci sarà più, perché molti parlamentari, tra cui anche il primo, abbiamo già annunciato che nei prossimi giorni presenteremo il disegno di legge per la soppressione definitiva della tabella H. Se avessimo avuto più tempo non ci saremmo arrivati, perché io personalmente ho appreso la tabella H poco prima dell'esistenza, ecco, di questa cosa, poco prima di arrivare in aula. Ripeto, già dalla settimana prossima io sarò il presentatore di uno dei disegni di legge che ne prevederà la soppressione. L'aiuto agli enti che fanno del bene, l'aiuto agli enti che fanno sociale, l'aiuto a chi realmente ha bisogno di risorse per fare il bene altrui, lo si deve dare, ma con criteri di trasparenza e con criteri di eguaglianza verso tutti, non con la discrezionalità della politica. Perfetto. Padre Enrico ci introduceva il discorso delle province, degli ATO, quindi abbiamo visto che sono state abolite, comunque si è rimandato a successiva legislazione l'organizzazione delle province. Degli ATO sappiamo invece c'era stata una legge che sopprime gli ATO e introduce delle nuove forme societarie, le SRR. Cioè, ci spieghi meglio di come si tratta, cosa si sta facendo, se è vero che la gestione dei rifiuti tornerà ai comuni oppure no? Che succede? Tanto da non fare confusione con la gestione dei rifiuti, con la potenziale riforma delle province. Sono due cose completamente diverse. La gestione dei rifiuti ha un suo corso stabilito da una legge approvata già l'anno scorso, quindi dalla vecchia Assemblea regionale siciliana, che prevede la costruzione dell'SRR, eccetera, eccetera, fino che porterà ad arrivare alla gestione autonoma dei comuni in forma singola e in forma associata. È proprio di questi giorni una direttiva dell'assessorato all'energia, che è l'assessore competente per queste cose, in attuazione a questa legge già di riforma, che dà la possibilità del via libera a quei comuni che ne sono tecnicamente e finanziariamente in condizione di poter iniziare a fare la raccolta in maniera autonoma. Questo prevede che i comuni siano in condizioni, sia dal punto di vista tecnico, quindi possiedano i beni strumentali, sia dal punto di vista anche logistico, perché devono fare loro la raccolta dei fondi, cioè lì devono riscuotere la tassa, quando le fosse lo possono già iniziare a fare in autonomia la raccolta. Dico, ma sempre tema dei rifiuti, almeno da quello che abbiamo capito, la raccolta differenziata potrebbe far risparmiare un bel po' di soldini sia alle casse, insomma, dell'ente, sia anche alle tasche dei cittadini. Come mai la differenziata ha problemi a decollare? Ma guarda, io penso che sia, oltre che un problema di volontà politica, iniziare la raccolta differenziata, anche e soprattutto un problema culturale. Noi siamo la regione con il più basso tasso di raccolta differenziata, la nostra provincia, le nostre città sono a maggior ragione quelle che hanno ancora più basso rispetto al resto della Sicilia. La raccolta differenziata è soprattutto, io penso, un fattore culturale. Ciascuno di noi a casa propria deve entrare nell'ottica e nella educazione civica che deve fare la raccolta differenziata, un sacchetto per l'umido, un sacchetto per la plastica, un sacchetto per il medicinale, un sacchetto per il vetro, e poi recarsi ai cassonetti e buttare in maniera differenziata l'immondizia. Noi siamo abituati che invece buttiamo tutto nel classico saccoccio riciclato della plastica del supermercato, e andiamo direttamente a buttarlo nel cassonetto. Non si fa così. Dobbiamo essere noi intanto educati culturalmente a fare la raccolta differenziata, perché solo così potremmo aiutare le istituzioni
volenterose ed illuminate che vogliono fare la raccolta differenziata, perché altrimenti non ci riusciremo mai. In Sicilia ci sono comuni che sono al 50, al 60% e anche comuni molto grandi. Acco, per esempio, viene considerata una pietra miliare della raccolta differenziata, dove sono ad oltre il 60%, ma perché c'è una forte collaborazione dei comuni, dei cittadini. Questo non significa che sono soltanto responsabilità dei cittadini, ma l'educazione civica ha un grande ruolo in questo. Sicuramente, anche molti comuni adottano anche delle delibere dove magari, tra virgolette, costringono i cittadini a fare la raccolta differenziata. Dall'altra parte è anche vero che se non c'è collaborazione da parte dei cittadini, tutto diventa inutile. Bene, facciamo una breve pausa di qualche minuto e poi ritorniamo subito in studio, sempre insieme all'onorevole Gianluca Micciche. C'è qualcosa di cui vuoi parlare? Non so, qualcosa... Dico tu, delle province, che dici tu? Di San Cataldo, di Caltanissette, di quello che faremo. Vabbè, ti domando poi questa cosa del registro dei tumori e poi parliamo un po' del territorio nostro, Caltanissette, San Cataldo. Perché hai progetti, sono progetti in vista... Su che cosa? Su San Cataldo, Caltanissette, non so. Progetto non ci potesse, io sto iniziando a fare dei disegni, sto lavorando a dei disegni di legge, no? Disegni di riforma delle province, disegni di legge sul recupero del centro storico, sì, sto vicino. Vabbè, torniamo. Caricamento non è riuscito, non so perché. Bene, siamo tornati nuovamente in studio insieme all'onorevole Gianluca Micciche. Allora Gianluca, qualche anno fa, credo che fosse il 2011, ti avevo contattato per intervistarti in merito al registro dei tumori che in qualità di presidente, di assessore alle politiche sociali della provincia di Caltanissetta, per la prima volta nella nostra provincia stavi portando avanti. In quell'occasione ancora era in fase embrionale, si stava lavorando per il registro. Adesso sappiamo, abbiamo i dati, tra l'altro proprio di qualche giorno fa, il 1 maggio, è uscito un articolo su 2 pagine sulla cronaca regionale del giornale La Sicilia, dove si parla delle problematiche che anche in quell'articolo io avevo toccato, sul sospetto che le nostre miniere di sale insomma, siano state toccate dallo smaltimento di rifiuti radioattivi, in particolare rifiuti radioattivi ospedalieri. Ecco, in base adesso ai risultati che abbiamo, ai diversi, anche c'è stato un convegno a Serra di Falco al riguardo, tu in base alle tue conoscenze cosa ci puoi dire? Guarda, quello era il 2009, esattamente quando abbiamo iniziato questa esperienza, questo che penso sia stato uno dei migliori progetti che abbia fatto l'amministrazione provinciale. L'attivazione in maniera, devo dire, tutta anomala da parte dell'ente locale del registro tumore. Perché dico anomala? Perché per legge il registro tumore deve essere uno strumento statistico che viene messo in essere dalle autorità sanitarie locali, dalle aziende sanitarie. La provincia di Caltanissette era una delle poche province in Italia, l'unica in Sicilia a non averlo. E allora
insieme a tutta l'amministrazione provinciale in maniera, devo dire, veramente illuminata, perché è stata un'attività i cui frutti si sono visti quando nessuno di noi sarebbe stato più al governo della provincia, e quindi oggi, quando non siamo più né io assessore né i colleghi più alla provincia, anzi le province quasi non esistono più, si iniziò questo studio sul nostro territorio, che ha portato ad un progetto che è durato 3 anni, dal 2009 appunto al 2012, e che l'anno scorso, nel mese di dicembre, poco prima di Natale, ha visto la pubblicazione definitiva dei dati, che proprio in questi giorni stanno per essere validati dal Ministero della Sanità, in particolare dall'AIRTUM, che è l'agenzia del Ministero che certifica la valenza scientifica dei dati raccolti, e quindi i nostri dati della nostra provincia hanno questa valenza scientifica, proprio in questi giorni sono certificati, dicevo, e che ha portato alla luce quei dati che poi in questi giorni stanno diventando, come dire, purtroppo stanno avendo il clamore che tu dicevi. Nella nostra provincia ci sono oggettivamente dei dati che destano una oggettiva preoccupazione. Avendo questi dati però che destano preoccupazione, non significa che abbiamo già individuato la causa. Adesso sta a chi è competente, e responsabilmente, aggiungo io, competente, andare farne frutto di questi dati, metterli insieme ad altri dati che stanno arrivando, e trovare le fonti, perché scientificamente si possono trovare le fonti, ecco, di queste malattie, di queste patologie tumorali, facendo le dovute ed appropriate ricerche. Questo è lo spirito di quel progetto. Sì, ricordo ai nostri ascoltatori che i dati parlano, insomma, di allarmanti, insomma, anche perché abbiamo in percentuale la possibilità, insomma, per la nostra popolazione di ammalarsi di neoplasie superiore e di parecchio addirittura a quella che c'è a Gela, che a livello nazionale è anche una delle più alte. E non si capisce neanche bene il perché, però ci sono stati, insomma, dei sospetti, anche dei riscontri, perché in un casolare, tra l'altro il territorio di San Cataldo, ma vicino alla miniera a Boscopalo, sono stati ritrovati degli incartamenti che documentano proprio lo smaltimento di rifiuti speciali, insomma, pericolosi e radioattivi. Sono in uscita, cioè in entrata, ma in uscita non si sa dove siano stati allocati questo tipo di rifiuti. Io all'epoca, insomma, anche io con le varie interviste che avevo fatto, mi ero fatto l'idea, insomma, di un'operazione in larga scala, anche perché nell'84 già c'era l'Enea, che è un ente comunque statale, che aveva iniziato degli studi per vedere se le nostre miniere di sale, in special modo Pasquasia, erano in grado di accogliere questi materiali. Fatto sta che ad oggi non abbiamo più notizia, l'unica notizia certa è quella che di questo fatto ne ha parlato Leonardo Messina, pentito di mafia sanghataldese, nostro locale, che all'epoca parlò di questi fatti a Borsellino e ad Ingroia, però ad oggi di questo filone, se c'è stato un filone d'inchiesta, se non c'è stato, non ne sappiamo completamente niente. Comunque, cambiamo argomento. Territorio e imprese. A livello nazionale si parla di riduzione del costo del lavoro, di incentivi, ma a livello regionale cosa può fare la regione per le nostre imprese esistenti e per favorire la nascita eventualmente di nuove imprese? Guarda, una delle iniziative legislative che avranno luce già nei prossimi giorni e che saranno poi alla base della mia attività parlamentare per i prossimi mesi e quella anche di molti altri colleghi è proprio iniziare il dibattito sulla rivisitazione del sistema di protezione dei lavoratori. Cosa voglio dire? In particolare mi riferisco al principio della
della cassa integrazione, il principio delle tutele dei lavoratori delle aziende in difficoltà. Cosa voglio dire? Che le aziende, ci sono le aziende che sono oggettivamente in difficoltà e bisogna aiutarle con, meno male che ci sia, con la cassa integrazione, ma ci sono tantissime aziende che mentre in Italia scaricano il costo della crisi sui lavoratori, mettendoli in cassa integrazione e quindi percependo il contributo dello Stato per mettere i dipendenti in cassa integrazione e bloccare la produzione, nel frattempo hanno delocalizzato le loro aziende in paesi vicini ai nostri, quindi all'estero, quindi hanno portato via le commesse, per cui ci ritroveremo alla fine di questo percorso di cassa integrazione con avere sprecato le risorse dello Stato, mantenendo i dipendenti a casa, con la cassa integrazione che non è più un aiuto alle aziende in difficoltà, ma diventa un sussidio ai lavoratori. Nel frattempo le commesse le hanno delocalizzate all'esterno, quindi quando finirà questo processo l'azienda formalmente sarà ancora in crisi e inizierà il processo di mobilità con altre risorse che verranno sprecate, con la fine che i nostri lavoratori saranno licenziati, e invece questi imprenditori spregiudicati hanno portato le loro aziende all'esterno e probabilmente anche fuori dall'Italia. Producendo un risultato che è catastrofico, spendere un'enormità di risorse per tenere paradossalmente i lavoratori a casa, quindi non rendendoli competitivi e spostando invece le produzioni fuori. Su queste cose bisognerà andare a incidere. Possiamo noi risollevare le sorti delle nostre aziende, le sorti dei nostri lavoratori, avendo il coraggio e osando di mettere in discussione e rinnovare dei principi di salvaguardia, perché così non possiamo andare più avanti. Un altro esempio dei tanti precari della regione siciliana. Noi in Sicilia abbiamo 18.000 forestali che lavorano per 50, 70 o 150 giorni all'anno, il resto dell'anno stanno a casa con il sussidio della disoccupazione. Ma vi pare giusto far lavorare 4, 5 mesi, 6 mesi l'anno delle persone, per gli altri 6 mesi dargli lo stesso il sussidio, giustamente perché devono campare la famiglia, ma tenerli a casa e quindi magari inducendoli spesso e volentieri a fare un secondo lavoro e quindi lavoro nero? Ma questa è una follia che soltanto in Sicilia può esistere. Bene, dobbiamo avere il coraggio di fare questo e di iniziare a mettere mano a queste leggi che sono di fatti dei principi di assistenzialismo, che tengono ostaggio i lavoratori svendendo la loro dignità, perché la politica marcia, vuole fare questo, e non otteniamo nessun risultato. Tanto ne vale pagarli per 12 mesi all'anno queste persone, però tenerli al lavoro per tutto l'anno, impedendo loro di fare eventualmente un secondo lavoro e quindi lavoro nero, e creando un indotto. Dicasi questo per i lavoratori della forestale, che sono quasi 18.000 nelle varie stagioni a loro definite, ma possiamo andare oltre, possiamo andare ai lavoratori dell'ESA, ai tanti lavoratori in tal senso. Queste sono delle follie che soltanto dalle nostre parti possono esistere. Bene, adesso che è finita la fase di start-up della regione e si è votato questo bilancio, come dicevo poco fa, quasi a toni drammatici, dobbiamo avere il coraggio di fare le tanto famigerate riforme, che non sono delle riforme di chissà cosa, ma sono delle riforme di sistema che devono mettere al passo con i tempi, perché siamo nel 2013, non sono più nel 1950, al passo con i tempi, i sistemi di protezione del welfare, i sistemi di protezione del sistema sociale siciliano, italiano, che sono però necessari. Hai detto bene, la piaga del clientelismo, insomma, negli anni ha allargato la platea di questo tipo di lavoratori, quasi 20.000, mentre sappiamo che in Piemonte addirittura sono qualche centinaio e insomma soddisfano un territorio superiore a livello boschivo a quello siciliano. Però scusa, ti interrompo, su questo non facciamo confusione, No. perché noi in Sicilia gestiamo tutto in autonomia ed è tutto caricato sulle spalle della regione. Nelle altre regioni d'Italia invece c'è lo Stato che opera, e quindi per esempio in questo caso la regione Piemonte ha poche centinaia di forestali, ma ha tutti i forestali dello Stato, che sono pure parecchie migliaia, e che là non c'è
la vergogna, perché in Sicilia sono considerati numericamente alti, 18.000, ma perché lavorano 2, 3, 4, 5 mesi l'anno, non lavorano 12 mesi l'anno. Se lavorassero 12 mesi l'anno, come succede in tutti i paesi civili del mondo, i lavoratori forestali sarebbero meno di un terzo, sarebbero 2-3 mila come in tutte le regioni d'Italia. Infatti sono dei lavoratori che hanno pari dignità ormai come tutti gli altri, quindi bisogna, anzi a questo punto ce l'abbiamo, bisogna valorizzarli, mettere in campo tutte quelle condizioni affinché lavorino insomma, per il meglio. Passiamo ad un altro argomento. So che stai preparando insomma, dei disegni di legge per quanto riguarda il nostro territorio. Di cosa si tratta? Sì, annunciavo, ecco, stiamo già lavorando in particolare a 2 disegni di legge. Uno lo abbiamo già presentato come gruppo parlamentare, che è quello della riforma delle province. Noi qualche settimana fa abbiamo votato quella famosa legge che molti la vendono o la considerano come lo scioglimento delle province. In realtà non è questo, in realtà è il rinvio delle elezioni all'anno prossimo e quindi la nomina dei commissari nelle province, in attesa di fare una legge di riordino di questi enti, che ne prevederà o la cancellazione o la riorganizzazione, questo ancora non lo sappiamo, ma che deve essere necessariamente collegata alla riforma che si farà a livello nazionale, perché deve essere incastonata con la riforma dei territori geografici di governo che lo Stato intenderà darsi, quindi il riordino delle prefetture, dei comandi dei carabinieri, dei comandi provinciali della finanza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi solo quando il quadro nazionale sarà chiaro, anche in Sicilia potremmo fare questa famosa legge di riordino o di riforme. Quindi stiamo preparando, ecco, come gruppo parlamentare un'iniziativa in tal senso. Poi un'altra iniziativa che mi sta particolarmente a cuore, che la cui mente scientifica sta proprio nei nostri territori, i tecnici che stanno elaborando con questa legge sono proprio in seno. È una legge che da un lato imporrà a tutti i comuni di fare una sorta di carta del rischio dei centri storici, cioè dire tutti i comuni dovranno obbligatoriamente censire tutti i beni storici del patrimonio ecostorico appartenente alla città, che sono in pericolo, a rischio tecnico, a rischio sismico e quant'altro. Perché in un secondo momento sempre questa legge ci prevederà la pubblicazione di bandi annuali a cui i comuni potranno accedere, quindi potranno competere con i progetti per la messa in sicurezza e la ristrutturazione di questo patrimonio storico o dei centri storici, perché ci sono fondi dell'Unione Europea che per centinaia di milioni di euro che tornano indietro ogni anno perché non vengono spesi, perché per essere spesi devono essere integrati in una legge organica di carattere regionale, in cui ci sia da un lato l'obbligatorietà della mappatura, ecco, di questi centri, di queste strutture a rischio, e dall'altro lato deve esserci la capacità dei comuni di poter competere con criteri di trasparenza e competitività ai fondi, e quindi la pubblicazione di bandi organici. Solo con questi 2 criteri l'Europa ci dà la possibilità di spendere soldi, e siccome su questo settore ci sono, ripeto, centinaia di milioni di euro che ogni anno tornano indietro perché non vengono spesi, per il semplice fatto che non si fa una legge, e quindi perdiamo 2 opportunità, che da un lato per i comuni di mettere in sicurezza i centri storici, che vengono invece in questo momento considerati dei pezzi perché non sono più di nessuno, i proprietari li vogliono cedere, o dove ci abitano a rischio perché non ci sono i soldi per poterli bonificare, e dall'altro diventano un'opportunità perché portiamo sui nostri territori risorse e quindi rivalorizzazione dei nostri patrimoni, perché è oggettivo che non si può più costruire, perché case ne abbiamo in abbondanza, anzi gli imprenditori in questo momento sono in difficoltà perché le case nuove costruite nelle periferie delle nostre città non si possono più vendere perché ne abbiamo più di quante ne abbiamo costruite, più di quante ne sono necessarie, e dobbiamo ritornare indietro, ritornando a valorizzare il nostro patrimonio del centro storico. Ma la puoi fare con risorse che purtroppo
per fortuna ci sono, ma che purtroppo non vengono spese perché c'è soltanto la pigrizia di non fare la legge. Bene, questa legge sì, stiamo già lavorando, io spero già nel mese di giugno di poterla presentare insieme a tanti altri colleghi di tanti gruppi parlamentari che la stanno condividendo, e quindi arrivare già all'approvazione entro fine anno. Benissimo, anche perché torniamo qua al locale, a San Cataldo, sappiamo benissimo che quest'inverno le ultime piogge hanno sbriciolato tantissime, insomma, abitazioni del vecchio centro storico. Questo è il problema, hai centrato bene. Sarà sicuramente un problema anche di tutti gli altri paesi del Vallone e di Caltanissetta, quindi questa... Poi mi viene in mente, scusate, quel progetto di Santa Fara, che addirittura è ambizioso, 5 milioni di euro approvato dalla regione, che dovrebbe partire con i progetti comunali per la ristrutturazione un po' di tutto il quartiere abbandonato, sconquassato, quando crearono il quartiere di Santa Germana e tutti gli abitanti si spostarono sopra. E c'è anche nel progetto la continuazione di via Ugo Foscolo di 100 passi, 100 passi che dovrebbe ricollegare la zona dell'ospedale dalla posta più o meno. Sì. Che poi è il quartiere dove tu operi, e ora dobbiamo fare un applauso a Ubaldo perché il 2 giugno apre il mercatino dell'usato a Santa Fara, quindi se vuoi venire... Allora il 2 giugno tutti con te, Ubaldo, sì. a Santa Fara. Sì, ricordiamo, a partire dal 2 giugno, tutti i mesi, la prima domenica di ogni mese, dalle 8 alle 13, tranne nei mesi di luglio ed agosto, in cui il mercatino si svolgerà dalle 18 alle 24, quindi in quell'occasione ci saranno anche un po' di musica, degli spettacolini, insomma dell'intrattenimento per chi poi verrà a visitarci. Possono partecipare tutti, l'importante è che siano privati cittadini, quindi non operatori commerciali, basta fare un'iscrizione, ognuno può venire a vendere o comprare. Due fotografie, carta di identità, compilare il modulo e il gioco è fatto. Non so, Enrico, volevi fare tu qualche domanda? Sì, vorrei dare un taglio sociale anche a questa intervista per le fasce deboli. Non solo per i disoccupati, perché ora l'emergenza della crisi economica, ma anche per i minori a rischio, per gli ex detenuti, per le persone anziane sole. Mi è piaciuto molto il discorso che avete fatto sul Fondo Sociale Europeo e i bandi, e ho visto che l'Agenda 2020 praticamente ammette progetti per tutti quei territori, e credo che sia l'ultimo treno, sottosviluppati, che hanno più del 25% di disoccupazione giovanile. E noi rientriamo perfettamente in questo bacino d'utenza europeo, per cui o i nostri amministratori alla regione si svegliano e fanno i progetti, ma cosa costa fare come la Spagna, a parte quello che non ci dicono della Spagna oggi, ma la Spagna ha specializzato dei giovani talenti, mandandoli addirittura a Bruxelles, perché è farraginoso tutto il meccanismo del bando, e hanno preso i soldi e hanno cambiato completamente il volto turistico, e abbiamo visto anche i prezzi, della Spagna. Allora, io ti chiedo, che cosa si può fare in Sicilia, ma veramente per far partire i progetti, i bandi per il Fondo Sociale Europeo? Prima, se perdiamo questo treno del 2020 e del 25%, perché ho visto che è l'unica possibilità, però c'è, che ne so, Fondazione per il Sud, però ce li devono fare da dove? Dal nord Italia hanno i bandi e i progetti per noi. Cioè, fa ridere che la Fondazione per il Sud abbia sede a Milano. La provocazione di padre Enrico è nella sua semplicità, poi dice la verità, ma cosa ci vuole? Guarda, non ci vuole assolutamente nulla, lo dicevo poco fa, ci vuole soltanto il coraggio di prendere, di mettere in atto dei cambiamenti che potrebbero sembrare dei salti nel vuoto, ma in realtà sono dei cambiamenti così essenziali, così di poco conto, che invece hanno una ricaduta può dire enorme. Purtroppo la Sicilia negli anni, a causa di questo cappellaccio che ci hanno messo addosso dalla mafia,
che viene tirato fuori ad arte ogni qualvolta invece si vuole creare un danno alla Sicilia, ha creato nella pubblica amministrazione una serie di lacci e lacciuoli che quindi una eccessiva burocratizzazione che porta a fermare financo l'essenziale. Dobbiamo iniziare subito, ed è una delle cose che, devo dire la verità, il governo Crocetta sta mettendo in essere, che subito la finanziaria ancora con più vigore, dovrà mettere in atto lo snellimento delle procedure burocratiche. I nostri bandi, diceva bene padre Enrico, sono rispetto agli stessi bandi sulle stesse misure degli altri paesi europei molto più farraginosi con bordi. 5 preventivi, gli altri ne presentano 3. Per poter fare un progetto, per poter partecipare, c'è bisogno di un team di professionisti che neanche per progettare il più grande grattacielo del mondo sono necessari. Allora bisogna snellire queste pratiche di modo che dare la possibilità alle tante associazioni, ai tanti amministratori di piccoli comuni che non hanno magari personale altissimamente qualificato e che non sono in grado di mandarlo o finanziariamente, come dire, mantenerlo andando a Bruxelles e presentarli, renderli più snelli e dare a tutti la possibilità di poter partecipare. Negli anni passati questa cosa c'è stata, poi c'è stato, vuol dire, un blocco proprio in virtù di questo gretto ragionamento della burocratizzazione, ecco, della eccessiva protezione, perché c'è sempre questo cappellaccio con cui lo dico, e si è reso questo così semplicemente complicato. Basterebbe rendere più accessibili, più snelle le procedure. Abbiamo tantissimi giovani preparati, qualificati, di buona volontà, che sanno benissimo e saprebbero benissimo come fare. Basta solo dare loro gli strumenti essenziali per poter lavorare. Ecco, questo sarà in realtà uno dei nostri compiti principali, o comunque la sfida più grande che ci aspetterà se vorremmo realmente risollevare le sorti di questa nostra terra. Già bene, padre Enrico, è l'ultimo treno. Il 2014-2020 è l'ultima programmazione dei fondi europei. O la prendiamo questa volta, questo treno lo prendiamo per fare delle cose buone, tra virgolette, per la Sicilia, oppure veramente saremo destinati ad essere terra di colonia, terra di centri commerciali che non fanno altro che rubarci ricchezza e portarla altrove, e non faremo mai produzione, non faremo mai cose nostre, parleremo soltanto di questa nostra falsa autonomia che non porta a nessuna cosa di buono. Su questo, insieme ai disegni di legge che stai preparando, insomma, potrebbe essere, lo deleghiamo come ulteriore impegno, ti sobbarchiamo di questo impegno. Non lo potrò fare da solo, mi auguro di trovare buona compagnia da ma anche a livello istituzionale, che ne so, ora è stato approvato questo pacchetto H, come si chiama? Tabella H. Allora, tutte le scuole professionali che fanno i corsi, quelli che non servono a niente, che ti danno quell'attestato inutile, perché non incaricarle, visto che la regione gli dà i soldi, anche di fare loro, eseguire e compilare i progetti, proprio a dare a queste scuole, perché nei comuni apriamo lo sportello Europa, non è attecchito, nelle province non è, lì nella regione hanno i bandi e giustamente loro li fanno e c'è conflitto di interessi e non possono aiutare per la compilazione. Allora, un altro ente, le vostre segreterie possono essere, le segreterie dei politici, possono essere anche un centro di informazione e credo anche di formazione per i giovani che vogliono. Io ti faccio un esempio, mi sono letto questo progetto di Fondazione per il Sud che ultimamente dava la possibilità qui in Sicilia Calabria di fare dei progetti a favore dei detenuti per il recupero e il reinserimento. E allora era così farraginoso, vabbè, il 20%, ci metto il 20%, ma poi vogliono anticipate le fatture di tutte le spese che hai sostenuto in base all'80%. Sono andato alla banca, no, guardi, non siamo in tema assoluto, a parte il 10% di tasso che poi li devi restituire alla fine dell'anno, ma poi fomentiamo, credo, l'illegalità, perché praticamente un imprenditore ti deve fare una fattura, te la deve fare
post datata, se la deve gonfiare per ottenere i fondi, poi per mettere un tappo all'ulteriore 20%, ho desistito quando ho visto che il progetto, ma poi per ogni per una penna che devi comprare non un preventivo, 5 preventivi e in più il personale, ho fatto i contratti a progetto, o le prestazioni occasionali non andavano bene perché erano continuative, non 29 giorni, insomma, hai ragione tu, snelliamo questa burocrazia, se no la gente non ci metterà più mano. Questa chiacchierata è anche stimolante perché Padre Enrico mi ha dato una buona idea. Guarda, proprio in questi giorni, lo posso dire così con estrema franchezza, così per come questa chiacchierata, proprio in questi giorni insieme a molti amici che si occupano di formazione professionale in questa provincia stiamo mettendo insieme delle idee, perché la formazione purtroppo è sotto gli occhi di tutti per ora, magari in questo momento sono tanti gli operatori della formazione che ci stanno ascoltando, è in un grande impasse, è bloccata, ci sono migliaia di formatori che a parte che non ricevono lo stipendio ormai da parecchi mesi, ma che vedono seriamente a rischio il proprio futuro. E come dicevo, proprio in questi giorni insieme ad alcuni amici operatori della formazione stiamo mettendo insieme tante idee, abbiamo messo in cantiere proprio un laboratorio di idee che nelle prossime settimane proveremo, come dire, a collazionare, e che proprio dalla nostra provincia partirà una idea, una proposta di riforma della formazione, partirà proprio una proposta organica grazie alle idee di questi amici nisseni che si occupano di formazione, che presenteremo nel dibattito politico non solo nella sede istituzionale dell'Assemblea regionale con una vera e propria proposta di riforma, un disegno di legge di riforma sulla formazione data la grande confusione, ma anche proprio come idea e come stimolo agli attori della politica sul tema della formazione, che in Sicilia insieme, come parlavamo poco fa, Forestella e quant'altro, occupa una fetta importante dei lavoratori, sono quasi 10.000 i lavoratori della formazione. Ecco, questa idea potrebbe essere, di Padre Enrico, potrebbe essere una buona idea. I lavoratori della formazione, che sono tutte persone molto molto qualificate, perché sono dei formatori, non sono vuol dire dei sussidiati, ma è gente che si è laureata, che ha studiato, che ha formato e che si è formata negli anni, altamente qualificata professionalmente, che potrebbe mettere e che sono in grado sicuramente di progettare, perché già progettano per se stessi, progettano per i propri enti, potrebbero mettere a disposizione la propria professionalità, per esempio per i comuni che hanno difficoltà, come diceva Padre Enrico, ci sono in ogni comune gli uffici Europa, ma poco fanno di Europa, perché riescono a malapena a scaricare qualche gazzetta e poi magari spesso e volentieri le gazzette sono in francese o in inglese e magari si hanno difficoltà anche a tradurle. Questa potrebbe essere un'idea che spero che alcuni di questi amici ci stiano ascoltando, così la prendono in diretta e potremmo metterle insieme alle tante altre idee che abbiamo per ora. Beh, noi abbiamo la Riggi a San Cataldo, il CIRPES, Berna, abbiamo diverse realtà, ma la Sicilia è disseminata, e visto che hanno fatto questo blitz i politici alla regione per accontentare i loro clienti, sembra che non sia stata molto gradita ai grillini questa finanziaria. Non si è fatto solo il blitz. La tabella H è un articolo della finanziaria che deve essere abolito. Io ho detto poco fa che è una vergogna, di 25 milioni di euro su un bilancio da quasi 30 miliardi di euro, quindi certo, è insignificante. È un pezzo importante, perché di questi tempi anche un euro sono importanti, però non dobbiamo dire che tutto è questa è una finanziaria delle clientele, anzi è l'esatto contrario. Di clientela è rimasta soltanto questa, che è stata tanto combattuta per la prima volta, perché gli altri anni la tabella H veniva approvata ad unanimità, invece questa volta è stata approvata con una risicata maggioranza, perché tanti parlamentari, io compreso il primo, hanno avuto il coraggio di dire no, è una vergogna, finiamola, e quindi già dall'anno prossimo non ci sarà più. Quindi ecco, non è, no, per tutti gli altri chiedete il bando, tutte quelle cose lì, l'antimafia, esatto. E invece tranne per la tabella H, quindi Padre Enrico, stiamo lavorando per eliminarlo. Ho visto che ieri sei andato al Signore di Bilic, hai fatto... Sì, io ho delle tradizioni
che mi legano al mio territorio, a tutta la provincia. Mi reco annualmente nelle feste più importanti. Il Signore dei Belice è una di quelle feste in cui mi sono sempre recato sia come credente, come cittadino, sia anche nel ruolo istituzionale che ho avuto negli anni passati a rappresentare la provincia. Oggi, quest'anno, ci sono andato anche da parlamentare da quelle parti. Ho tanti amici che mi hanno sempre stimolato e supportato alle istanze di quel territorio. Vado ogni anno, con piacere, per dare la giusta dignità al valore delle cose, per le istituzioni che rappresenta, ma vado anche e soprattutto come credente. Quanti siete alla regione? Cancelleri, Pagano, tu? No, alla regione 2. La regione 4 siamo. Cioè 4. Quattro. Ecco, vi incontrate per progetti per il Nisseno? Ne parlate insieme? Devo dire la verità. O le fazioni opposte politiche, ognuno va per conto proprio e con la sua compagine? Devo essere molto Siete sincero. un bel numero. Devo essere molto sincero. Ad oggi ci siamo incontrati molto poco. Devo essere Ricordiamo, siete tu, Cancelleri, Federico Di Gela e Arancio Di Gela. E devo Pagano è a Roma, scusa, non nominare, vuoi mettere. Devo dire la verità. Cancelleri, sì. Devo dire la verità, insieme, nonostante 6 ne abbiamo, o fate qualcosa? Non abbiamo 7, perché c'è l'onorevole cardinale di Mussolini. Anche infatti, sì. Ne abbiamo 7, siamo in 7. E devo dire la verità, nonostante ciascuno di noi, magari poi in più occasioni, in tante sedi, abbiamo sempre detto facciamo squadra, vediamoci, parliamoci. Io penso che mai ci siamo fatti una telefonata, tranne in poche occasioni, devo dire la verità, con inaugurazione. Esatto, in qualche occasione pubblica abbiamo messo in campo insieme delle azioni sinergiche per il nostro territorio. Però anche qui è arrivato il momento di prendere delle decisioni serie. Lo abbiamo tante volte detto, ma non lo abbiamo mai fatto, neanche in questa finanziaria. Mentre in altri, questa per me è stata la prima occasione, ecco, la prima finanziaria l'ho vissuta non da protagonista, ma quasi da spettatore, perché per me era necessario capire, nonostante abbia messo tante cose importanti anche per il nostro territorio. Però ho visto, ho osservato, altri territori, i parlamentari hanno fatto squadra, distintamente di tutti i colori politici, hanno fatto squadra e portato a casa dei risultati. A partire dalla tabella H, che seppur una vergogna sono sempre comunque delle opportunità che vengono per i propri territori, seppur in maniera discrezionale, ma comunque sono delle opportunità. E vedevo, ecco, la squadra che facevano altri. Noi questa cosa non l'abbiamo fatta. Lo dico con estrema franchezza, facendo mea culpa, non dicendo gli altri, ma sbagliando io il primo a non aver chiamato i miei comprovinciali a fare squadra su qualunque cosa. Ecco. Io personalmente, ecco, su queste idee che sto mettendo in campo, su queste iniziative legislative, ma anche su altre cose, proverò a coinvolgere, al di là dei colori politici, i miei colleghi, e so che anche loro lo faranno, ma lo dobbiamo fare questa volta con serietà ed incisività, perché il tempo non c'è più. Posso fare una proposta? Lì a Santa Fare io ho l'associazione, tu conosci il teatrino della Porta del Sole? Il piccolo culto. Ecco, sì, io ti posso dare quel teatrino e invitare i politici a fare una tavola rotonda, un piccolo convegno, ma con un gruppo di specialisti ristretto. Tu lo puoi fare, Ubaldo, io vengo pure, mi puoi invitare. Il tema che a me sta a cuore più di tutto quello che abbiamo parlato sono i giovani, perché hanno fatto fare un tema alle scuole, il liceo del Nisseno. Qual è il tuo sogno? Il mio sogno è andare via da questa provincia. Prepariamo dei giovani professionisti, poi ce li troviamo fuori. Io sono in collegamento con molti dalla Germania, tu pure, molti sono amici in comune, dall'Inghilterra, non so quanti ce ne sono, da Londra non ho idea di quanti ce ne siano. Allora, progettare, il tema è progettare a favore dei giovani. Non è giusto che i genitori che hanno un figlio rimangano soli e ho diverse famiglie il nido vuoto, che devono elaborare il lutto, ma non per questo, perché poi i genitori si prendono cura dei figli, ma quando i genitori sono anziani, e per noi è un costo sociale anche in più,
chi si prenderà cura dei genitori malati? E l'altra cosa è per evitare questa fuga di cervelli all'estero, tutti ne parlano, ma se noi progettiamo seriamente qualche attività, anche di quelle che oggi si possono fare via internet, io controllo da dovunque la radio, esco col tablet, col telefonino, ma ci sono ditte che controllano le temperature dei frigoriferi, l'apertura, l'accensione del riscaldamento a casa, abbiamo visto. E allora progettare a favore dei giovani, ma anche per il tempo che stanno qui, indipendentemente dal futuro e dal lavoro che non parte e che non c'è nella nostra zona, mentre è ricchissima di potenzialità, essendo anche al centro della Sicilia. Facciamo? Sì, Dopo il 2? Per ora il 2, poi a metà giugno anche loro saranno più liberi, un sabato pomeriggio si può fare un convegno invitando i politici e gli amministratori. Così mi permetto di inserirmi nella chiacchierata, così anche il clima informale che si è instaurato, di farvi io una proposta. Alla radio. Sì, la faccio alla radio. Ecco, noi invitiamo i politici alla radio. Anche poi No, la mia proposta è rivolta a voi, operatori sociali, uomini della cultura, della comunicazione, che in questo caso siete non solo operatori sociali, ma siete anche uomini di comunicazione, state facendo i giornalisti, state alle calcagna dei pubblici amministratori, state alle calcagna dei politici, non lasciategli spazio, non lasciategli fiato, perché la politica è in questi anni degenerata, il politico è portato a disinteressarsi del proprio territorio perché nessuno lo va a cercare, nessuno lo insegue, perché invece chi ha le segreterie lo critichiamo perché ha le segreterie, perché fa clientela, quando invece la segreteria è un elemento di contatto e di responsabilità del politico, perché il politico incontra e guarda le persone in faccia e deve assumersi le responsabilità di quello che fa e di quello che dice. Nelle trasmissioni radiofoniche e televisive non si fanno più gli incontri e i dibattiti politici con la frequenza in cui si faceva una volta, per cui il politico è deresponsabilizzato del proprio elettore. Lo incontro una volta, una tantum, parlando del più e del meno, dopodiché scompare, ma perché nessuno lo cerca, e quindi se nessuno più lo cerca, nessuno gli fa più pressing, poi è portato a non curarsi delle proprie cose. Dico a voi, questo non è un atto di deresponsabilizzazione, ciascuno con la propria coscienza, ma lo dico a voi, attori della comunicazione, del sociale, state alle calcagna dei punti, non lasciatevi risolvere, incontratevi, perché oggi stiamo facendo noi una bella trasmissione dove si stanno dicendo tante cose, ma se a questa trasmissione voi mi reinvitate fra un anno, io le cose che ho detto oggi le ho dimenticate, voi le avete pure dimenticato magari, non le avrò fatte, non se ne parlerà più, quindi fra un anno magari ritornerò a dire sempre le stesse cose. Se invece io oggi ho detto delle cose, fra un mese mi reinvitate, io le cose che ho detto non le ho dette, non le ho messe in cantiere, poi potete dirmi scusa, ma tu un mese fa sei venuto a parlare di queste cose e non hai fatto nulla. Porto l'esempio Agenda 2020, io me la ricordo. Porto l'esempio per dire il metodo da usare. Ritorniamo anche ad una vecchia metodologia di responsabilizzare il politico, dal consigliere di quartiere al parlamentare. Stategli alle calcaglie, stateci dietro e non lasciateci respiro. Beh, lui la volta scorsa ha intervistato l'assessore Mazza di San Cataldo, che ci ha detto che non ha fatto granché per i giovani perché era impegnatissimo per questa emergenza rifiuti, immondizia, e molte volte l'emergenza o il problema del momento non ti permette di programmare il futuro e di fare politica per il bene pubblico, perché quel problema quel problema singolo molte volte. Ma Enrico, però dalle nostre parti tutto sta diventando emergenza. Non sai che l'emergenza può diventare emergenza microcriminalità, emergenza rifiuti. L'emergenza può diventare una scusa per non fare l'ordinarietà, perché tutto diventa emergenza. Senti, mi è venuta zona franca, si parlava benzina. Zona franca, che si è fatto? Funziona, non funziona, è partita, non è partita? 50 milioni che dovevano arrivare per iniziare questa zona franca. Guarda, la zona franca è su questa vicenda ancora non c'è molta comunicazione, perché è un sistema di
di agevolazione delle imprese che non è ancora entrato a regime. Penso che perché è un misto tra competenze della Regione siciliana e molte in realtà competenze dello Stato, e quindi è un po' questo sistema un po' rallentato. Penso che siamo ormai alla fine di un processo burocratico che porterà alla introduzione nella nostra provincia della zona franca per la legalità, che non è una vera e propria zona franca così come per noi la intendiamo, così per come esiste in molte altre parti del mondo, in cui in quel determinato territorio non si pagano le tasse o si pagano in maniera molto ridotta. È un principio di sostegno e di aiuto a imprese con delle determinate caratteristiche di difficoltà, che comunque sarà una grandissima cosa per il nostro territorio, che comunque darà una enorme spinta ai nostri imprenditori. Una problematica che mi sta particolarmente a cuore, parlava Padre Enrico prima, mi suggeriva benzina. Noi abbiamo costi della benzina altissimi, addirittura in Val d'Aosta la benzina costa molto di meno, da noi a prezzo pieno, con accise che risalgono a vecchie guerre che ormai non ci sono. Comunque, a parte questo, abbiamo il petrolio con alti costi anche sociali, insomma non abbiamo nessuno sgravio, niente. Passa ai diversi due metanodotti dalla nostra regione. Tempo fa si parlava di una tassa la cosiddetta, è stata definita tassa sul tubo, per fare pagare appunto una tassa al passaggio di questi metanodotti, poi non si è fatto niente. Ora dico, molto semplice la questione. Non si è fatto un tubo. Non si è fatto un tubo, ecco. Molto semplice è la questione. La nostra provincia c'è un solo distributore di metano per autotrazione, che si trova a Gela. Dico, ma è così difficile portare i distributori di metano anche a Caltanissetta? Cioè, premesso che il costo del metano è la metà del GPL, cioè con 45 centesimi litro, no? Quindi voglio dire, un risparmio. Guarda, su questa cosa voglio raccontare. C'è gente che fa il rappresentante in Nord Italia con una Panda 4x4 e fa il pieno di 12 euro e ci gira tutta la settimana. Voglio dire, guarda, su questa cosa voglio raccontare una vicenda che mi è successa qualche giorno fa. Per motivi politici ho fatto un giro quasi per tutta la Sicilia, partendo da Caltanissetta, toccando alcuni paesi del Treno Catanese e poi ritornando alle nostre parti. Sono partito da Caltanissetta che il diesel era a 1,68 €, lungo il tragitto abbiamo toccato, poi in ogni distributore mi salta sempre la curiosità di guardare il prezzo del carburante. Da 1,68 € siamo arrivati, che era il picco massimo, che era la città di Caltanissetta, a il picco più basso di 1,52 € in alcuni paesi del Catanese, e quindi con una differenza nello stesso giorno dello stesso prodotto, quindi il diesel, di 12-13 centesimi al litro. E quindi ho fatto una riflessione: ma com'è possibile che io a Troina a 1,52 € nell'arco della stessa regione il carburante ha una variazione così enorme prezzo? La verità è un'altra. La verità è che in Sicilia come in Italia, o in Italia come in Sicilia, ci sono delle lobby di protezione su alcune cose. I petrolieri in Italia e quindi in Sicilia sono una lobby che purtroppo comandano e fanno ciò che vogliono, perché è impossibile che nella stessa regione, da una provincia all'altra, da un distributore all'altro, ci siano questa enormità di differenza di prezzi. E in una regione in cui abbiamo il petrolio, quindi c'è l'estrazione, e ancora peggio abbiamo le raffinerie, perché noi produciamo e raffiniamo il greggio dalle nostre parti. La produzione del carburante a noi dista 30-40 km dalla fonte di approvvigionamento, quindi non ha costi di trasporto, è una lobby che ci tiene schiavi. Questo è un problema che non possiamo affrontare singolarmente gli amministratori di San Cataldo piuttosto che l'amministratore di Caltanissetta o il singolo parlamentare. Rientra tra quelle cose che dicevo all'inizio, di sistema in cui tutta la classe politica deve avere il coraggio di affrontarla una volta per tutte. L'applicazione dello statuto. L'applicazione dello statuto, che prevede l'abbattimento delle accise dei carburanti. Ogni presidente, ogni governo annuncia questa cosa e poi sistematicamente la ritira. Dobbiamo avere il coraggio di farla realmente, facendo 2 o 3 cose in Sicilia, e questa è una di quelle 2 o 3 cose. Risolveremmo in maniera
drastica, tra virgolette, e determinante la gran parte dei nostri problemi. Perché voi immaginate che significherebbe avere il carburante ad un prezzo del 30-40% in meno al resto d'Italia? L'azienda sarebbe una Trasporti, manna produzione dal cielo. dell'energia, commercio, significherebbe tutto. Bisogna avere il coraggio di fare queste due o tre cose. Per questo, come diceva anche Padre Enrico, occorre fare squadra tra i politici, anche se di diversi schieramenti, nel bene comune, insomma, del nostro territorio. Al di là poi delle ideologie e delle posizioni diverse. E Però, poi se in una campagna cosa va elettorale bene, tutti si sono impegnati per l'applicazione dello statuto. Tutti siamo in campagna elettorale e poi ogni governo lo dice e poi sinceramente quando poi viene eletto non lo va più. campagna elettorale è il momento in cui si promette. Ma sai cosa mi dicono? Che loro sono favorevoli anche adesso, solo che poi chiedono a Roma, al Presidente del Consiglio, al governo, e Roma risponde picche. Ma allora che autonomia abbiamo se per le accise della benzina chiedi l'autorizzazione al governo e il governo ti rigetta tutto? Cioè non ha senso. Va bene. Penso che grazie siamo fuori tempo limite. No, però è stata piacevolissima. Molto bello, credo piacevole. Anche per i nostri ascoltatori. Ecco, se qualcuno vuol chiamare, io do il numero di telefono 0934 58 98 54, così ti puoi fermare qualche minutino se qualcuno vuole chiamare. Con piacere, con molto 0934 58 98 54. Buona giornata e buon lavoro. E il lavoro più alto, più nobile, quello del politico, è di amministrare per il bene comune. Speriamo di riportarla ad avere la nobiltà che aveva un tempo. Grazie veramente per avermi invitato, grazie a tutti i cittadini che ci hanno ascoltato. Di sabato mattina alle 8 scopro che questa è una trasmissione molto sentita, per cui auguro a tutti un buon fine settimana. Grazie all'onorevole Gianluca Miccichè, grazie a Padre Enrico che ci ha ospitato qui a Radio Amore. Rinnoviamo l'appuntamento per quanto mi riguarda per il prossimo sabato mattina, sempre dalle 8:15 alle 9, per Padre Enrico. Ci annunci l'ospite? Hai già No, in mente? a sorpresa. Sorpresa. Va bene. A me invece mi sentirete lunedì mattina e giovedì mattina, va bene. Dove vai domani? Al mare? Domani 30 gradi. Domani abbiamo il ritiro. Allora vieni pure tu. Bene. Allora ti sposi. Bene. Ok. Bella chiacchierata.